La parrocchia di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, per collocazione territoriale e per il progressivo decremento degli abitanti e residenti, ha assunto negli anni sempre più la connotazione di santuario mariano, meta di fedeli, turisti e pellegrini che frequentano questa chiesa come luogo di appartenenza. Tornare ad un luogo caro alla memoria familiare, alla memoria di particolari eventi della vita che qui si sono svolti, che qui si sono consumati e che magari, perché no, hanno trovato in questo santuario anche un loro dispiegamento, una loro soluzione. Un piccolo eremo simile a quello del Monte Carmelo, dove si ritirò una piccola comunità orante per contemplare la beltà e gli orizzonti nuovi che questo sito offriva loro. Il richiamo è stato fatto dal vescovo Alberto Tanasini, che nel giorno della festa patronale ha presieduto la Santa Messa. La realtà percepita attraverso la bellezza ci porta sempre in alto, ha detto il vescovo. Per la comunità di Nozzarego la festa è stata anche occasione per fare il punto dei lavori di consolidamento del campanile della chiesa. L'intervento, particolare e articolato, è iniziato con il consolidamento delle fondamenta. Sono state fatte delle piccole perforazioni in attraversamento della fondazione fino a raggiungere la quota d'imposta della stessa e sono state iniettate delle resine molto particolari che hanno caratteristiche di span in un tempo estremamente rapido, con elevate pressioni e consentono in questo caso un controllo assoluto della reazione che la resina ha nel terreno e del comportamento terreno-struttura. Finita questa fase faremo una palificazione un po' più a valle, a una distanza tale che non generi delle vibrazioni sul campanile, e questo avrà lo scopo di tutelarci, oltre che dagli spostamenti verticali del campanile, anche da un possibile movimento del pendio verso valle. A questa fase ne seguirà un'altra con il restauro architettonico della torre campanaria. L'intervento sarà quello del restauro monumentale delle superfici e anche della copertura, di tutte le parti dove è possibile appunto averci delle cause di degrado come sono adesso in essere nelle zone di collegamento con la chiesa, nelle zone al di sopra della cella campanaria e a livello di copertura.